Su Unica Radio sono Salvatore Luccheddu, mi trovo in redazione con un ospite che fa tante cose, sei regista, fotografo e in questo caso anche direttore artistico. Stiamo parlando dell'Andaras Traveling Film Festival e sono con il direttore artistico Gio Bastardi. Salve. Ciao Gio, Ciao a benvenuto tutti. in redazione. Grazie mille. Come stai? Stanco, ma Stanco. bene. Stanco, stressato, ma bene. Estremamente indaffarato. Pieno, zeppo. Siamo all'alba dell'inaugurazione del festival. Beh sì, siamo praticamente a una settimana dall'inizio informale del festival e poi giovedì prossimo inizierà ufficialmente il festival. Quindi dal 4 Dal al 4 al 7 luglio. 7, ma noi abbiamo un'anteprima il 3, con altre opere in concorso e l'inaugurazione di una mostra a cura di Antonello Ottonello dedicata al viaggio. Cerchiamo di, appunto, il viaggio, concretizzare il tema del festival. Si tratta appunto di un festival che avrà tema fisso e si tratta del viaggio. Come nasce questa idea? L'idea nasce da Marco Corrias, il sindaco di Flumini Maggiore, e per tanti anni lui era un giornalista, ha fatto anche l'inviato di guerra, quindi una volta insediatosi in comune l'anno scorso ci siamo fatti una chiacchierata con lui e con Paola, una delle organizzatrici del festival, insomma abbiamo sviluppato un po' la sua idea in tutte le possibili declinazioni. È nato questo progetto, quindi un festival di cinema di viaggio, ma non solo, perché portiamo dentro anche la fotografia di viaggio, la letteratura, abbiamo incontri con tanti ospiti che in un certo senso ruotano comunque tutti attorno al viaggio e al racconto del viaggio. Appunto, come dicevamo prima, in giuria e anche tra gli ospiti ci sono dei personaggi che hanno molto a che fare col viaggio, dei reporter, ad esempio c'è Toti anche Sì, c'è Tony Capozzo, che insomma è un volto noto della televisione, inviato di guerra, insomma penso che sia abbastanza conosciuto. Poi c'è Francesco Cito tra gli ospiti, che è un fotografo, un reporter, anche lui è stato, diciamo, si è fatto di diverse guerre, è stato con i talebani durante la guerra del Golfo, ed è anche un WordPress Award, quindi ha vinto il premio WordPress Photo. è blasonato. Insomma, sì, è davvero un mostro sacro della fotografia. E il tema del viaggio è stato ampiamente accolto da coloro che hanno deciso di partecipare al festival. Sono arrivate numerosissime iscrizioni e valanghe di prodotti. Sì, non ce l'aspettavamo. Io volevo essere ottimista all'inizio, ho detto vabbè, se ne arrivano 300, 400 siamo davvero fortunati, sperando che insomma tra queste 300-400 ci sia abbastanza materiale interessante. E E invece ci siamo trovati con oltre 1300 e più opere arrivate da più di 100 paesi in tutto il mondo, col dato curioso che i due paesi che hanno mandato più opere di tutti sono stati Italia e Iran, entrambe con 134 opere inviate, poi seguivano India, Stati Uniti e poi insomma un po' di paesi europei e via proseguendo. Italia e Iran. Italia e Iran, tra l'altro... C'è qualcosa, hai notato qualcosa in comune? No, non c'è assolutamente niente in comune, tant'è che mi ha sorpreso in modo molto positivo la cinematografia iraniana, perché è arrivata davvero su 134 corti, 134 robe di qualità. Poi magari potevano prestarsi o meno alla vocazione del festival, potevano essere più o meno interessanti, però erano davvero tutte fatte molto bene, a differenza di quelle arrivate dall'Italia, dove abbiamo tocchiamo sia un livello molto alto, ma è arrivata anche della roba magari amatoriale, o comunque sì. Invece in Iran no, questo fa pensare che abbiano davvero una buona scuola di cinema. Certo. Tra l'altro hanno toccato un sacco di tematiche, diciamo, calde, come diritti LGBT, il ruolo della donna, per cui sono davvero... Tutto allineato col tema del viaggio. Tutto ovviamente allineato, sì, mi ricordo, non è stato selezionato, ne abbiamo preso degli altri iraniani, ma mi ricordo questo documentario in particolare che parlava di due ragazze lesbiche
che cercavano di attraversare la frontiera con, adesso non mi ricordo quale stato, e quindi raccontava questo viaggio qua. Quindi insomma è molto sentita anche... Collateralmente si sì, toccano anche più temi. sì, c'è tanto il sociale anche nel viaggio. Tra l'altro spesso vedi la differenza viene evidenziata spesso nelle opere che sono arrivate, la differenza tra il turista e il viaggiatore, quindi tra chi il viaggio, chi il posto che va a conoscere lo consuma, se lo mangia, no? Come turisti, chi invece vestendo i panni appunto del viaggiatore, del pellegrino, cerca di entrare a contatto con la comunità, di capire le usanze, le Con tradizioni. uno sguardo più ampio rispetto Sì, al famelico turista. esatto. Quindi più o meno mi hai già risposto alla domanda che avrei voluto farti, ovvero come hai visto declinare il tema del viaggio all'interno delle migliaia di corti che sono arrivate. E quindi ti chiedo, come viene calendarizzata a questo punto durante le giornate del festival la rassegna? Quali sono i vari appuntamenti? Allora, noi durante tutto l'arco della giornata abbiamo diversi punti nel programma. Essendo un festival di cinema di viaggio, e quindi che è un po' che la vocazione dello scoprire i territori, le culture, tutte le mattine ce le avremo impegnati nel fare una sorta di location scouting nel territorio del Fluminese, il territorio anche di Bugerru, e cerchiamo di far scoprire a ospiti, giurati e partecipanti al festival la ricchezza di quella fascia insomma più selvaggia della Sardegna, che è poco conosciuta. Il festival nasce anche con questo scopo. La sera invece è dedicata agli aperitivi con giurati e ospiti che sono aperti al pubblico, sono molto informali, parleremo di viaggio, di cinema, ci racconteranno delle esperienze personali, insomma una chiacchierata informale, e dopo seguiranno le proiezioni di corti che non sono solo documentari, c'è anche della fiction, e noi abbiamo 5 categorie in tutto, e sono i super short, che sono i corti da 0 a 3 minuti, con temi che possono essere insomma, di vocazione documentaristica o fiction. Poi abbiamo una categoria dedicata, si chiama Smart Short, è dedicata a tutte quelle opere fatte con l'utilizzo dello smartphone. Okay. Quindi un pochino più... Noi pensavamo che fosse una categoria dedicata più all'amatore, e invece no, c'è arrivata anche tanta roba di finzione girata col cellulare, infatti è una cosa che non mi aspettavo. Poi abbiamo una categoria, diciamo quella più classica, di cortometraggi di finzione, e una categoria di cortometraggi documentaristici, più una categoria che è una sorta di freestyle, che si chiama Gazes from the World, che sarebbe una sorta di sguardi dal mondo, e là dentro abbiamo racchiuso tutto quello che non si prestava a essere collocato in queste 4 categorie. Anche perché queste collocazioni le avete decise voi, tu in quanto direttore artistico, in base ai prodotti che sono arrivati, oppure chi inviava il proprio prodotto poteva collocarlo già di per sé? No, chi inviava il proprio prodotto ovviamente si iscriveva a una categoria o a un'altra, insomma in base alle caratteristiche della propria opera. Però non sempre, alcune opere sono facilmente collocabili, no? Per cui noi siamo partiti che avevamo pensato solo a 4 categorie, e poi ne ho aggiunto io una quinta in fase di selezione, proprio per accogliere tutte quelle opere interessanti ma che non stavano troppo strette nelle altre categorie. In modo da correggere il tiro in corso d'opera. Sì. Quindi ricordiamo gli appuntamenti per l'Andaras Traveling Film Festival. Inaugurazione. Insomma, il festival apre ufficialmente il 4 luglio alle 19 con l'inaugurazione della mostra di Francesco Cito. Poi abbiamo un incontro e l'aperitivo con Francesco Cito e Giovanna Taviani, che subito dopo proietterà un suo documentario che si chiama Fughe a Prodi. Seguiranno poi la proiezione di alcune delle opere in concorso. Il 5, venerdì 5 a Portigedo, la facciamo sul mare, venerdì avremo un incontro con Chef Rubio, e con lui parleremo del suo progetto di cinema documentario nel sud-est asiatico.
perché anche lui è un viaggiatore, viaggiatore, abbastanza insomma, zingaro un anche lui. documentarista sui generis, molto, come si dice, un battitore libero. Ecco. E poi seguiranno la proiezione delle opere in concorso. Il 6 abbiamo tra gli ospiti la fondazione Pangea Onlus, che è una fondazione che si occupa di diritti delle donne, di finanziamento tramite microcredito a donne in paesi come Afghanistan, Colombia, e proietteremo un documentario molto bello che si chiama Figli di Kabul, è davvero interessante. L'ultimo giorno abbiamo tra gli ospiti la Sardegna Film Commission e il cast di Fiore Gemello, il film di Laura Lucchetti, che poi verrà proiettato subito dopo gli aperitivi, e poi procederemo alle premiazioni delle opere vincitrici. La parte più succulenta, Esatto. sul finale. Benissimo Gio, ti ringrazio tantissimo, grazie per essere stato nostro ospite e ci vediamo a Flumini Maggiore per il festival. Va bene, Grazie mille. Ciao.